Un importante ritrovamento è stato fatto nel mare di San Leone, tra la foce del fiume Akragas e quello di Contrada Caos. Si tratta di un cannone di bronzo risalente probabilmente al XVI secolo, di fattura genovese. A farne la scoperta un sommozzatore della famiglia di subacquei, Lopez, che per via delle mareggiate odierne che hanno spostato parecchio sabbia si è subito accorto dell'antico manufatto. Informata così la sovrintendenza del mare, si è provveduto alle operazioni di prelevamento, intervenendo subito il corpo regionale specializzato con la collaborazione anche della Lega Navale di Agrigento. Il cannone sarà restaurato e messo in esposizione presso il Museo di Agrigento. Presente all'evento il direttore del Parco Archeologico, dottor Roberto Sciarratta, e la sovrintendente del mare, dottoressa Valeria Livigni, moglie dello scomparso Sebastiano Tusa. Un grande piacere per la Soprintendenza del Mare avere potuto individuare questo reperto così importante che ci è stato segnalato, e quindi siamo accorsi immediatamente appena il tempo ce l'ha consentito. È un cannone particolarmente interessante, sicuramente della fine del XVI secolo, coevo a quello già esposto al Museo di Agrigento, e devo dire che è stata fondamentale la collaborazione con la Lega Navale, ma anche le forze dell'ordine, la Guardia di Finanza che è accorsa immediatamente, e i nostri subacquei, il nostro coordinatore dei subacquei Stefano Vinciguerra, che ha coordinato le operazioni e che ha dato un esito eccellente, perché nell'arco di un paio di giorni è stato individuato e addirittura oggi la certezza che poteva essere recuperato. Quindi abbiamo avvisato l'assessore Samonà, sicuramente si annovera tra i successi della Soprintendenza del Mare, che in un momento così difficile come quello del Covid-19, dove tutto si blocca, noi siamo riusciti a portare avanti con grandi difficoltà le nostre attività, così come è avvenuto nel Mare delle Egadi, accogliendo di nuovo l'RPM Nautical Foundation, che ha continuato a rilevare target sul sito della battaglia delle Egadi, e così questo cannone, che è una splendida sorpresa in un sito che sicuramente darà ancora ottimi risultati. Quindi ritorneremo appena le condizioni meteo-marine ce lo permetteranno. Il mare qua è particolarmente fangoso, sabbioso, e quindi nasconde fortunatamente per certi versi i reperti perché li protegge, ma dall'altra parte partirà anche una splendida iniziativa con un progetto europeo che sta per andare in gara, che riguarda Scoglio Bottazza, una campagna di scavo che farà la Soprintendenza del Mare proprio qua in quest'area, quindi anche la collaborazione col Parco di Agrigento, che ci dà sempre un grande sostegno. Il cannone andrà al parco nei suoi laboratori di restauro per essere restaurati, quindi penso che c'è una collaborazione stupenda tra istituzioni, e speriamo veramente di andare sempre avanti sul solco che ha segnato Sebastiano Tusa, che per noi è fondamentale, è una strada in discesa da seguire, e noi seguiremo con la passione e l'amore che ha dato lui a questa terra. Certo, a testimonianza che il lavoro non si ferma, e la Soprintendenza del Mare in questi anni ha molto lavorato, soprattutto in questo territorio. Noi siamo felici di questo ritrovamento e siamo felici di poterne curare il restauro e di poi successivamente andarlo a collocare assieme a un altro cannone in un antiquarium che aveva fortemente voluto Sebastiano Tusa, ed è dedicato a un nostro collega carissimo, cui siamo molto affezionati, che è Daniele Valenti, ed è all'interno della Valle dei Tempi. Durante una battuta di pesca, al rientro a fine pesca nel pomeriggio, mi vado a trovare in una zona che prima era piena di sabbia, mentre invece in quel momento mi trovavo c'era solo argilla sul fondo, e quindi ho detto chi lo sa che ci sarà qualcosa in giro. Comunque mentre andavo avanti ho visto in penombra, perché c'era una visibilità di circa 5-6 metri, e ho già visto questa sagoma. Scendendo poi ho visto il cannone
in perfette condizioni, e da lì ho capito che era materiale, era bronzo, perché di solito quelle in ferro sono tutte incrostati e cose. Quelle in bronzo, avendo l'ossido di rame, non crea le condizioni ideali per la vegetazione o incrostazioni di aderire. E da lì l'indomani mattina sono andato a fare la denuncia in capitaneria, che hanno allertato la soprintendenza a Palermo e cose, e immediatamente si sono attivati per il recupero. Ieri mattina siamo andati a fare il recupero e quindi diciamo che è andata bene questa volta, perché bastava qualche altro giorno in ritardo e sarebbe stato ricoperto un'altra volta. È stata un'esperienza fortissima, aiutare nel recuperare questo pezzo unico di artiglieria navale, questo cannone in bronzo. L'operazione è stata condotta in condizioni abbastanza difficili, perché la scarsa visibilità dei frontali ci hanno dato un po' di problemi, però tutto sommato è riuscita abbastanza bene e ci ha regalato questo pezzo d'artiglieria. Io spero solamente che tutte queste autorità che ci sono oggi apprezzino questo gesto e che siano di aiuto fondamentale nel momento in cui vengono fatte le operazioni.